Cari amici, alle mie spalle vedete il leone di San Marco, ma è un leone particolare perché ha sia il libro Pax Tibi Marce Evangelista Meus e sia la spada, cioè è pronto per la battaglia. E certo che è pronto per la battaglia. Mi riferisco a ciò che è successo la settimana scorsa, non voglio entrare nel merito, ma voglio ragionare sui contenuti del fenomeno, e cioè voglio ragionare su quello che è successo, sul perché è successo, sul fatto che sono state dette 100 milioni di parole inutili, sono state dette parole per decenni senza fare mai niente. Sono state fatte promesse da questa politica per il Veneto senza che venissero mai mantenute. Ve lo ricordate che tanti veneti sono stati anche al governo ultimamente, negli ultimi 20 anni, ma poco è stato portato a casa. Se improvvisamente io vi dicessi il nome di un Presidente del Consiglio veneto, di un Ministro veneto, viene in mente immediatamente Mariano Rumor, per esempio, che è passato a miglior vita da un bel po'. Ebbene, il resto della politica, il resto, ci ha regalato soltanto la disillusione di vedere che nessuna promessa per questo Veneto è stata mantenuta. E poi si lamenta che ci siano persone che stanche veramente, facciano delle cose che magari formalmente sono certamente sbagliate, ma che sostanzialmente vanno capite perché sono il frutto della mala politica degli ultimi 20-30 anni. Non è che uno che non è veneto non lo capisce anche uno che non è veneto che le cose qui non vanno, e probabilmente lo capisce meglio perché conosce che cosa succede in Campania, in Sicilia, sa perfettamente come stanno le cose e sa perfettamente che qui ci siamo quasi, per cui ha più paura di chi è nato in Veneto, e questo non è buono. Non è buono per i nostri figli, per i nostri nipoti. Speriamo che finisca, e speriamo che finisca presto, questo sfruttamento contro la storia.